Allora, mamma mia era figlia unica e si chiamava Rosa Loriga, ma era Loriga Pugioni. Ecco, questo Pugioni è su 5, ma da dove viene Pugioni? Almeno lo mio, attraverso questa ricerca so che da Nulfi venia tanto al comune di Antincesa ha già avuto un viandante, cioè uno che veniva in opera con frumento, trigo, orzo, avena e si buttava a Nulfi i prodotti di susso, soprattutto olio e vino. E si è curato con una finca e ha avuto un sacco di figlioli. Una di chissà si chiamava Maria Rosa Puzzoni. Maria Rosa Puzzoni si è curiata con Antonio Lorica e hanno avuto una figliola. E questa figliola era appunto mamma mia, Rosa Lorica. Da poi vedete il disco, insomma, io sentivo non ho giudito mai né a nonno, a dire in italiano, Giaio, mai a chi? A chi lo chiamava Babbo Lorica e a nonna la chiamava Mamma Puzzoni. La mia infanzia è stata, io non penso sulle scuole elementari, ero lì per un alfabetizzato dove parlo la prima maestra di cura, appunto Fabetto di Sosso, mi è stata chissà, come facevamo le scuole elementari era il palazzo del comune, noi avevamo lo municipio. Lo municipio erano 2 o 3 uffici per gli impiegati e da poi giù soprattutto erano tutte aule scolastiche in cui abbiamo fatto le scuole elementari. La prima maestra di scuola era già Signarisa ed era la maestra. Come si viveva? Ecco, una amica mia che aveva 90 anni e si chiama Angela De Stefanis. Lo babbo è stato uno delle prime a recare le botti, le cappi a suo e ha scritto un libro, Il passato ritorna. È interessante, insomma, bisogna. Soprattutto ecco, che fa veduto Angela. Anche con Angela, so capita sapere io sono d'accordo. Chi regasse di tanto quando io ero piccino, di nanno nera, ma cosa vera? Feda di tutto. Quindi la gente, se i bambini facevano bene, mi diceva anche Nicola Tanna, professor Tanna, dice che non nulla, ma di mangiarsi un bel e un momento babbo, insomma, vendeva una cantina di vino, andare all'esattoria, pagare imposti e non avanzare manco se denaro. Ma grazie a Dio che aveva patia, che c'era di tutto. Compreso, mamma, non siamo ricchi, ma ricchi è una parola troppo. E sapeva decretare babbo, ma che se quindi c'era ricco, quella pena, era di tutto quanto, tutto. Ma lo che mi ammento, di suo un momento tutti, era uno dei paesi più ricchi della provincia e non ne so cos'è pure della Sardegna. A chi in Oca mai nessuno
ha passato veramente la fame. Bisogna pensare, d'inverno le femmine a chi travagliava, oltre a loro era la femmina andava a accudire la riva e quindi portava qualche soldo a casa. In primavera c'era la fava e il pesetto, voi non potete comprendere cosa era lo patio di Fontana, e da poi farenni pensamente all'abbatoio o a Maiori, all'abbatoio. Venivano dei sassaresi, le pizzicaioli ed erano centinaia e centinaia di sacchi di fava e di pesetto. Quindi per un mercato fiorentissimo, c'era travaglio per tutti. Era povero, ma povero, che danno che daziano 2 cariche poveracci. Non fa vedere molto quanto di babassa era una fetta manna che mangiavano. Pachino che la casa che la pigliava, che la mangiava, si la mangiava per una busta la ghetta. Io ho detto, babbo, lo sabato sera comparava la carne o la domenica a mangiare. E che ha inteso, uno dice io faccio colazione, ma che colazione faccia? Lo mangiano, prima di andare a lavorare il sabatore, immucciavano, e cos'è il muccio? Che dobbiamo partire di colazione, e poi il muccio cosa era? L'avanzo della notte. Se la notte di che so, avanzava qualche cosa, la buia lavorare, e lo mangiavano prima di andare a lavorare, immucciavano. Cioè si mangiavano l'avanzo della notte, se lo dividevano secondo quello e mangiavano. Dopo non fa vedere lo mezzogiorno cosare, a chi l'uomo che lavoravano, lo mezzogiorno venivano a casa. E noi si chiama la cena. E noi la domenica papà, ma le dite fattoria. L'uomo non veniva mai a casa. Rientravano la sera da lavorare e ecco preparavano la cena. La notte si cenava e generalmente la cena era fatta di legumi, cioè o fagiolo o pesetto o dente di pesce, insomma, in modo tale che c'era una padella manna brodosa, si buona affittare il pane e punirlo in giro al piatto e mangiare. Quando non lavorava, rimanevano in casa e facevano cosa? Sirenni la fune facevano e la sera la portavano a vendere. C'erano diversi tipi di fune, c'era la fune grossa, poi era la fune minuta, fine, che la pagavano un bel cara e tanti finisce
le giornate da cena, inoltre è giunta una studentessa di Bortigiadas a aiutarla a fare la tesi di laurea. E l'ha aiutata, di questa tesi di laurea. Cosa era proprio la fune venuta, voleva sapere cosa si via la fune, a cosa la tratta, e l'ha detto tutto. Quindi l'uomini del Dio andaziano a rubare il maggio, e per andare a rubare il maggio, ci siano in Nura, non andaziano con l'automobile, andaziano a piedi, e stavano 15 minuti di che era in Palma, era Palma da Pune, da si chiama la Sussu. Le femmine la punano in carriera, li suonavano a che era Palma che si chiamava le Cubari, da poi era Palma migliore, insomma, e suonavano la Palma. La Palma dopo un trattamento, vabbè che è lungo, da scrivere, non è lungo, no. Insomma, la bugliano, la camminavano, cioè la dividevano in foglia per foglia, e poi filavano l'umuscio. A cosa si fia questo muscio? Lo mandavano, lo pigliavano in Spagna, in Spagna. Lì in Spagna facevano la rengata, ma non sapete manco cos'è la rengata, cioè erano delle sardelle della sardina minore, tutta posa 30 di cassetti, io me la metto, e finivano in questi cassetti, ed erano ideati a funi, da poi le pezze mani di Lucascio, tutte che abbattete lo parmigiano e cose, che c'erano i posti in terra, 30 un supporto di legno, e da poi li abbi a fumi, ma la riavano perché erano pesanti come la fronda. Cos'era la fronda? La fronda erano 3 fili di fumi. I ricassi, insitti del muro, a Vanni se ne vede qualcuno in via Logotoro, io l'ho fotografato e vabbè. Ferro, una lorica in ferro. A cosa si via che calorica? Quando si entrava a Roma da campagna, si aveva animali, anio o cavallo, mai voi. Lui aveva che calorica. E prima di rientrare a campagna a Roma, le femmine facevano la punta, cioè li avevano queste 3 capi di rafuni alla lorica e le intrecciavano, la potevano fare pure a 4, e pure questi veniva venduta, gli capavano denaro, finite questi travagli, andavano a Putrea e facevano la spesa, comparavano la menestra, comparavano il chilo che si via per fare la cena, e faceva appunto la cena mangiava la donna sessura. Non esisteva né radio, né televisione, non esisteva nulla, tutto era a poi della cena. La gente si bussava a pigliare fresco in carriera, e i tipi di femmine, le femmine vecchie, le femmine manne che siamo noi, facevano le puntate, cioè le racconti, raccontavano un bel di cose, e noi facevamo opposati ai cosenni, oppure giocavamo a contenuto, non era né luci, paricarrere, nulla. Da poi, vabbè, quando è giunta la luce, era una pesa manna, vedete la casella illuminata, 30 case, si sentivano che una via, le candele, la candela di cera, da poi noi abbiamo la candela a petrolio, e quando papà accendeva la candela a petrolio, per me era una pesa manna che si vedeva tutto, e se tu
mi piaceva disegnare, andare a accendere la candela a petrolio e mi buona a disegnare. Tutto dalla campagna vivevano, tu pensa la vettura, e non c'era la vettura, che travagliavano e facevano la zea e chissà, la buttavano e mangiavano con la zea pure, era tutto dalla campagna, la campagna andavano a vendere le signore in Bacurino a Cucumecco. Quando acciappavano il cucumecco travagliavano da ciocca, l'uomo aveva una piccia di sacchetto che chiamavano era monciglia, quando acciappavano su zappenne era monza, la pugnavano tutto a dentro e la seccavano. E la notte, ora cos'era, era notte, l'indomani, eccetera. Che c'era la vita? Insomma, noi eravamo un paese, diciamo così, in italiano, a civiltà contadina. Da poi ha capito la persona che è arrivata. Hanno fatto l'impianto e ha rovinato tutto. A chi le barbieri, le trapperi, le zappadore, sono andata a lavorare a Porto Torre, perché ho stato un po' di tempo, non erano più né operai né zappadori. Ecco perché non avevo più nulla, non avevo più zappadori, perché la terra è abbandonata. Che lavora la terra? Che sa più lavorare la campagna? Nessuno, allora dicevano, venivano a casa e dicevano a babbo, sento, non mi date un pezzo a me zappare. E per faceva, se bugnano il pesetto, ne faceva due sacchi, un sacco andava a babbo e un sacco andava a ego, insomma, e vediamo. Noi che c'era la pensione non vedevamo nulla, eppure cambiare denaro non ti comparava la roba. A me lo sa io, non ti comparava un chilo di corpo, ma vedemmo la tagliaccia, la neppo, la rua. Per me era una pezza mamma che andava via le prime carucce tue. Le prime carucce tue venivano il mese d'agosto, luglio, no a panno. A paese a ciappa di tutte le nostre ore le pecore, comparece, ha comparato la tagliata, ha detto non ne compara più per carità, non lo so quanto ha pagato, a chilo, non ha pagato un chilo per carità, e non fate nulla. Quando andate in campagna, io ho partito, lo pesce, lo profumo, t'attuppava, insomma, ti veniva incontro, ma non intende più nulla.
Nicola Tanna, un professor Tanna, e tu prendi la carriera di cutenni, di tante cose, ma tu cosa abbia in mente? Dice bisogna scrivere che cosa di rosso, bisogna sapere una memoria storica. E ma tutto mi ha fulminato. La memoria storica sei tu. E come sai scrivere? Mamma mia, tu vabbè. E ho cominciato a scrivere. Vabbè, lo prima che c'è scritto è mamma, la mamma, vabbè. Ma in che tu ammenti e comincio dal battesimo a Ramossi, cioè un periodo di tempo della vita di un individuo, del battesimo, della nascita, e cosa è una tutte cose. Io non ho assistito notizie mai assistito alla nascita di un bambino, a che me lo banisse e pagina la verità. Però capisco, da poi intendia quando nasceva i vicini, in Sossu, io abbiamo, no, è molto da poco. Un amico intimo, dottore, che l'hanno mandato come prima nomina ad un paese a 40-50 km da Sassa. E una notte l'hanno chiamato, che si tagliare in una penna. Ma io non sapevo come perché non aveva mai visto ne fatto. Quando è andato, io ho detto che era la partigiana cofatta e in giro le femmine. Tu tanto a dire alla partigiana, la facevano un fiasco, un'impagliata, e la facevano sulla Trento, papà un sforzo e poi nasce la creatura. In Sossu invece, dal 1880 c'era lo dottore delle poveri e la repatrice, la maschera di basso delle poveri. Dico, un bel ma in Sossu da allora si poteva avere la mutua, cioè la maschera di basso e lo dottore delle poveri in Sossu. Quindi mi dicevano che quando nasceva la preparavano l'erba, palla, eccetera. Poi non, ripeto, non ho mai assistito e mai lo marito assistito alla nascita del piccino, mai. Vabbè, ecco, così nascevano le piccine, da poi come erano. Noi cominciavamo, tanto le piccine venivano posi toccati, e a bracci in Trento e fasciati, tutte tante fasciate, pure le braccia, povere creature, e rimanevano mesi e mesi così, fasciati. Le zappatori che facevano lo patio, le fontane, i pitteni ai cielo una torrata, quando a zia la fontana, la femmina che li piazzia, le diceva, hanno aiutato un non poteva. Se la femmina le diceva di sì, si abbassava appena a fare per il lupo dell'Eva, era sì. Potevano innamorare. Se se ne andava dritta era no. Come ti innamoravano? A Baitennesi. La domenica
alla messa cantata in chiesa era un innamoramento a chi la femmina era in mezzo chiesa, l'uomo si poteva restare laterale in un punto che non si poneva più nessuno a chi sapeva che aveva la baità l'innamorata e innamoravano in chiesa. Da poi l'1 giugno, cioè che doveva partire nel loro fidanzamento, ma noi che siamo trovati dalla prima di che è la compagna e la compagna. L'1 giugno, come che la famiglia dell'uomo mandava l'ambasciatore a casa della femmina e andavano marito e mogli e capitavano insulti e cose che comprendevano io ho scritto la ruscia oppure dicevano avete 2 colombi, una bianca e una nera, cioè se tu erano occicciari e perecciari, eccetera, disse la colomba bianca, se no era la colomba nera, la ruscia bionda, la ruscia piena, vabbè, non c'è scritto tutto. Ma era un contratto che c'erano cose di dare a tutti loro, perché la femmina tanto gli piace fare tutto quanto, lo che si piace a casa, l'oretto, tutto, specialmente l'imballaggio, cioè lo fattaccio, alla pa in terra buttava, l'uomo si piace con la carotta e basta, e per tutto l'altro lo poneva la femmina. E facciamo che il contrario, le taglio, non lo taglio so dei coglioni, ad esempio, andate male per durare pure da riva, perché che sia, ecco, le taglio 30 pure da riva e che dice no, ne le potremmo dare solo 25. Non se ne, e si poteva fare un innamoramento di anni e anni e anni. Da poi, che facevano sul lato e cominciavano a fabbricare seriamente da fido. Onde fare fido, onde fare che mangiamo, onde fare lo trattamento, perché non andavano ai ristoranti si siano, cosa nunca, e mangiavano o 30 casa dell'uno, se abbiamo o 30 casa dell'altro, oppure lo mandavano in un magazzino e in chi a parte. E poi chiamavano una femmina che sapeva cucinare, fare per mangiare. Ai tempi miei venne una che si chiamava Ciccia Saba ed era una che cucinava in un modo favoloso a questi tempi e faceva quello che mangiava. La patavano e preparava quello che mangiava. L'affido a piedi tutti, a piedi, prima di uscire, andavano lo fratello, lo nipote, cioè, a pigliare i convitati e le buttavano a casa, poi a piedi andavano a chiesa e che appunto l'affido vero e proprio, con un prete da sale, e avveniva l'affido. Quando tornavano a casa, i cudiani ridotti, dai bacconi o dalla Ianna, se ne abbiamo, se no dalla Ianna, i cudiani lampavano ridotti, erano fuori, erano piccini, eccetera. Quando allora le caselle non erano pulite per passare un cavallo, la pazzia della semanianchina, se cudiani ridotti, eccetera, era pigliato io, l'amico mio mi cantava la canzone a cui mezza ciocca, la mezzo carriera, toppa piazza e pila la bandiera.
studi di cuore a Sassari, fui andare a Firenze, faveto del 46. In socio io abbia conosciuto un fratello di mia moglie. Quando sono andato, prima di andare a Firenze, sono andato a Roma e ha telefonato e mi ha portato a casa sua. Abbiamo una villa con giardino, una bellissima, non mi fa vedere, che è la casa di mia suocera. Vabbè, e chi fuori mi ha presentato la sorella è un'amica, insomma, e da in chi è nato tutto. Abbiamo affidato a Sant'Andrea al Quirinale una chiesa, non solo che la piccola sa cos'è, è parallela proprio al Quirinale. Ecco, e chi va? Fa affidate in chi vi la poi che viaggio di notte ad Assisi e poi giunto a Susso e non sono nate le figlioli, una femmina e un maschio, e a palazzo, 2 figlioli. Ora, tutti maschi non papetto le figliole, da poi nipoti e pronipoti, tutti tanti maschi, manco una femmina, nipoti, 3 pronipoti, tutti maschi. Ho iniziato ad insegnare a Roma in un collegio di salesiani, si chiamava il Pio XI, e si ancora, erano le piccine delle famiglie più ricchi, c'era un nipote di un cardinale, posso fare il nome, ma è un'offesa, di Borgoncini Lucca, ed era alunno onde insegnavo io. Poi, siccome insegnare a Roma abbiamo solo lo che mangiare e manco melaziani e zilaziani o cacciatto di un amici. Allora ho fatto domanda e mi hanno nominato in Sardegna. Lo primo paese, la prima ancora, sono andata a Oscheri e siccome non aveva l'orario completo, aveva partito 3 giorni a Oscheri e 8 ore ad Olbia, quindi viaggiavo. Tu pensa ad Oscheri, noi ci siamo in un'altra casa nell'immediato dopoguerra, negli anni 50, venivano i vicini, ai cura, potennesi lo scaldino, o mezzo, insomma, 30, un braciere, minoretto, lo fuoco che si poneva. E poi mi hanno dato Olbia e ho insegnato un anno ad Olbia. Poi di Olbia a Calangiano, poi di qua, ma l'esperienza è stata favolosa, è stata bellissima. Però vedi gli insegnanti abbiamo impreparati ad insegnare, perché non abbiamo esperienza di niente, manco la possione, fatto un anno, poi un anno, invece no, direttamente ad insegnare, quindi ha insegnato ad Oscheri, ad Olbia, a Calangiano, a Pozzodorra, a Sennari, poi quasi sempre in Sosso, quella insomma, l'ha già avuto tutti, ha già avuto l'abilità di capisco. Io non sono stato né migliore quanto insegnante, per carità,
e non è peggiore dell'altro. So che stato un stato fatto dove poteva fare come insegnante. Sicuramente d'un anno, a fine d'anno, venivano macchine della Croce Rossa a ritirare tutto il papiro, tutte le travaglie che si facevano, le facevano. Allora io ho una delle travaglie delle vicine di tanto, ma bisogna vederle, cosa so, cosa sappiamo fare le vicine. Non si chiama televisione, non si chiama nulla, cioè facevano solo che ti vedevano, lo che vedevano è non lo che le facevano vedere la televisione, lo che vedevano è. Ecco, e ti dice, c'è ancora qualche travaglio di questi vicini. Ne ha avuto un bel bravo, ha avuto che abbassò a schettette tra le piumane che ci sono a Sassari, poi pure in Sardegna, gente di ingegneri, insomma, da chi uno insegna per 40 anni, ne ha avuto di piccini. Cosa andassi sempre a piedi, oppure quando insegnavo in Sassari che andassi in treno. E non mi ero comprato una macchina, sì signore, l'automobile me l'aveva comprata, ma sicuramente la bazzena all'altri, non ho voluto più sapere, quando ero in parena a guidare, senza niente nulla, passava da destra a manca a destra. Che era piccola a me, se posso rimanere bella così e sta tranquillo, non mi tocco più l'automobile. Tanto è vero, nuova, la che ho venduta era una Volkswagen Polo e non ho più voluto sapere l'automobile, perché avrei potuto ammazzare. Sempre a piedi, andai, pure andassi in treno e venivo in treno. Giossu era uno dei paesi più ricchi a chi lo Salvador V era gran travagliatore, sia lo mangiano qui e pure a Brasile. E io, come tutti i vicini, ho avuto diverse passioni. La passione era quella delle più, ha giocato più l'ebreo che non si sa, vabbè. L'altra era giocare a pallone, giocare a fuba, e pure i reparti, o il reparto dei cappuccini, o il reparto dei zucchini. Aveva un amico che dopo che giocava a posato in terra e dicendo lo che sapeva, mi aveva preso un po' una settimana a raccontare. E c'era uno che diceva, io finché a settimana non ho conosciuto in faccia mai a papà mio. E quando l'ho visto ho detto, mamma mia quanto è feo. Perché non l'abbiamo mai visto? A chi? L'umanzano quando il papà andava a lavorare, era ancora cofato, a che ci sia, alle 5 ci siano a lavorare l'uomo, andavano a peso, tu pensi ai scici che posso dire, che chitarra delle cantarette, alle 5, quando tornava, era notte, buio, quindi non lo vedeva. L'ha visto solo, quando poi mamma mia, che si dice papà mio, non l'abbiamo mai.
carriere, avete segnato la toponomastica. E non ho mai inteso il banditore. E cosa rubando è chi? Via Cavallotti, via Baricione, no, via Cavallotti, io ho sentito sempre il segno. Era carriera che lo Caposanto, era casa di coso, so ventenne la caccioffa, perché ormai Cavallotti, questa carriera, io l'ho conosciuta via Cavallotti, via Marconi, via Cimitero, ma per tutti è stata sempre la carriera dello Caposanto. Via Baricione è stata sempre la carriera dell'apertura Beccia. Come c'è a Senni, la carriera dell'Ucera Beccia, Cannavale a cavallo che c'è il nome, tu vai a Cantone Nietto, che sono capito. Pare che dice Sussia, tutte le case di due famiglie. Una famiglia si chiamava Nietto e una famiglia si chiamava Cantona. Ad un certo punto le demmo che saranno pure non modelli, via Cantona, che da poi è diventato Cantone Nietto. Ma via Sernesto, via Ansicola, via Senes, via Sanna, cadevano di questa gente. Interessante, da poi non si dicevano via, allora era la Zadda, c'era via Platamona e ho fatto un atto pubblico di una casa o di una campagna comprata da un antenato, un notaio che viene scritto ed era via Platamona, che non si chiamava Platamona, la chiamavano Piandamona. Il succinto è stata sempre Piandamona. Da poi di Piandamona abbiamo le parecchie. Per le zone che mare con il nome Mandrosa, da poi arriviamo alla Foggia, la Donara, le Cantareti. E le Cantareti per uno si chiamava Lutriazzino, che Lutriazzino era, allora si diceva, un prigioniero della guerra, quindi 18, e si era curato con una succinta, Rosina Forasso. Siccome non poteva bere, non riusciva a respirare, l'abbiamo dato un pezzo di terra alle Cantareti, se no il taglio che le aveva dato il professor Martinez. E in che si aveva fatto una baracca di legna, che cantata ci mi dico non sapeva capire né su cinque né in italiano, e diceva che si tappavano con la cargagliata, un'eppa che si chiama Timo Selvatico in italiano, e lo diceva cargagliata. Ma via, che abbia fatto appidare, pedalava la spesa di dinamo, poi la luce pazza ne leva perché vivo ancora le cantare da un vicino. E se tu abbiamo fatto pazza ne leva. Ad Annunzia aveva un mio piccolo mamma Monza. Era la chiesa di Santa Marcione e arrivava quasi alla macelleria che aveva debutto. E in che vedeva la chiesa di Sant'Autrino, che non è fasciato, l'hanno distrutta, che non è fatto
le stradone Baccassetto, la chiesa di Sant'Autino, una vera avanti che più, la Madonna delle Rose, vera l'altare, ognuna via l'altare, le banchi, con il nome che da poi ne fatte in un secondo tempo. C'è Sciamanna come intera, l'altare erano tutte le diverse da che sua padre. Abbiamo un organo che pare che fosse dello 600, un suono meraviglioso. Quando vedono i mozzi, i funerali, se c'era povero, l'intrazia era di Annareggia, se c'era ricco, e mamma creava bussare. E sono stati i giovani dello 47, 46, 45, che lo morto di un povero, quando era proprio vicino a Gesù, hanno creato il bussare ed è stato costretto un passo a fare l'entrata in più. Non esistevano, che è il periodo bussare e fare povero. Se qualcuno a me mi dovesse domandare, pure con tutte le mare, non fa vedere di malattie per carità, ma l'età, ho raggiunto una bella età, mi dice a dire, ma è contento, sei contento di tutto? Io gli dico, io ho vissuto, veramente vissuto, mi sono tolto in questo paese, me ne potevo andare a vivere a Roma e sono rimasto in Oca che di fosse un bel. Sono voluto rimanere qui, a Sosso, ho scritto dei libri, ne sono preparati, ne scriverò finché avrò lo cervello a posto, quella la mano che mi possa funzionare, continuerò a raccontare sempre di questo paese. Si sono lamentati un bel, perché nei libri ho messo il soprannome. I soprannomi sono fondamentali per la vita di un paese. Quando uno entra a una persona e che sia che ci sia un paralume nel soprannome. Ah sì, no, c'era, c'è uscito pure mia paese che è Trento. Ecco, anche il soprannome è fondamentale, adesso ce n'è più di soprannome, perché il soprannome è soprannome di più, che se lo possa di generazione in generazione. A me un po' di mi dicevano i romani anziani, che aveva le sale, o io abbiamo canto la pizza ne avevo 10 anni fa, abbiamo 90 più anni, e mi dicevano il soprannome. Una tipa ventenne fosse che il nome faceva un'offesa, per carità, il San Antonino Bocchetto. Ma tante cose non mi ha detto San Antonino Bocchetto. Perché li sapeva che viveva in campagna con che gente e mi era detto. Di tutto quello che ho detto bisogna iniziare a fare una conclusione e la conclusione per me all'età che oggi è una sola ed è questa,
che i giovani amino il paese, perché questo paese è una miniera di interessi. Bisogna studiare e approfondire che cos'era il paese e soprattutto i giovani dovrebbero cercare di capire il dialetto, è fondamentale. Conoscerlo su 5 è fondamentale, perché noi ad esempio, quando andiamo a scuola, dobbiamo da tradurre da russo 5 in italiano, perché piglia, in italiano è volpe, e noi conosciamo la volpe, l'umazzone, e quindi dobbiamo tradurre da mazzone a volpe, lo ciribicco, che manca passare cosa è, è la cavalletta, quindi dobbiamo tradurre da russo 5 in italiano, ma è fondamentale, perché sono parole che non si pone, dicono siano vecchi, non che io vedo su 5 e che sono su 5, ma le giovani, le piccini devono impararlo. Io a casa mia con i miei figlioli, con i miei nipoti, vedo sempre in su 5 e sanno su 5 e mi domandano un po' di parole. L'altra che so, domenica, un mio nipote, ma tu l'altro ripete di spiegare che c'era l'urrizzo di maccia, che non sa nessuno cosa sia l'urrizzo di maccia. Ecco, le giovani dovrebbero imparare, e poi soprattutto imparare ad amare il paese, ma cosa non c'è che sul paese? Voi pensate tutte le chiese di campagna che sono state distrutte, che ne papetta di Sant'Eliano, che ne papetta di il pozzo sacro che hanno avuto. Nessuno sa nulla, e ancora, non dico che si deve, ma che si possa chiamare qualcuno e fare una lezione, non lezione, papitate che si cose, cioè interessare i ragazzi alla vita del paese. Ecco, la toponomastica, ne ho accennato. La toponomastica è fondamentale, soprattutto io che sono bene delle ricerche, uno inizia a sapere che ha dato i nomi a certe strade, perché non è possibile, via Senes, carriera di Senes, perché gli hanno dato una carriera, la chiamo via Ansicola, Cosa Alessandria, che prima non si chiamavano vie, ma Lazzada, vera Lazzada del ramenaggio, vera Lazzada del convento, vera Lazzada del barone. Dopo sono diventate vie, ed io ho detto che lo bandidori, che era tutto fondamentale per il paese, di quando vera che cosa da comparare, lo diceva lo bandidori. Non diceva, e lo ripeto, via Barisone, ma era carriera della Brettura Vecchia, come in via Marconi, che ha avuto, diceva, era carriera del Capposanto, che l'hanno chiamata via Cavallotti, ora l'ho conosciuta via Cavallotti, via Cimitero, cosa non l'ho conosciuta? Ecco, chi ci sono le cose che bisogna dire? Fa la fontana
Picco a bocca a cantaro, lo dimezzo, a chi leva della bellellara, è sempre chiara e fresca, come inteccando le femmine, ponendesi in capo, farletta e ti tiri la carravani a caddini. Sogomosso in punta a un monte, insudato innanzi a una croce, insudato mani e piedi e in capo una corona spinosa. A Gesù stesso paro mondo che non ha mai creduto che fosse giunto in questa terra di guerre, odio e dolore, per donare solo pace ed amore. Così, di regno, e vedano uno, due e tre puttini, un imparo a stare sotto, tiravano il palo e un puttino batteva così. Tu pensa che all'orfanella, allora c'erano le orfanelle, e sappiamo in questa casa che hanno vissuto gananza le cure elementari, in cui viveva un cappellano militare, si chiamava Giuliano Budroni, e in cui vivevano le orfanelle. Li buttavano lì, quando abbiamo visto, no, a te l'immaginate a invidiare l'orfanelle, che avevano le regale, cappello tondo, che non vediamo mai. Abbiamo fatto un giornale, lo titolo doveva tornare Luciazzo, e io faccio l'originale, e lo moria, e ho detto non te ne do, me lo scrivo io, scrivi te.